Buongiorno, in diretta con Focus TG, ancora incidenti stradali purtroppo. C'è stato un violentissimo scontro frontale tra due auto a Castignero, nel Vicentino, grave il bilancio, ci sono 2 persone ricoverate in condizioni critiche all'ospedale ed una vittima. Tragedia sulla strada a Castignero a seguito di un violentissimo scontro frontale tra 2 auto in via Calcare. È morto sul colpo un uomo di 78 anni che era alla guida di una Fiat Panda, mentre il passeggero di 77 anni è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale in codice rosso. Un ferito grave anche nell'altra vettura, un Audi con a bordo 2 fratelli, mentre illeso è il secondo occupante. Tutte le persone coinvolte sono di Lumignano, frazione di Longare. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre le persone dagli abitacoli. Sul posto i carabinieri per i rilievi e ricostruire quanto accaduto. Servizio di Daniele Garbin, una comunicazione di servizio: c'è stato un incidente tra un tir nel tratto maledetto sulla 4 che è chiusa tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Sono rimaste coinvolte una cisterna, sembra altri mezzi con materiale infiammabile. Adesso andiamo in diretta a Cittadella da Mirko Cavallin per la morte del giovane motociclista Jacopo Apolloni, 18 anni, si è schiantato ieri contro una Jaguar, ha perso la vita e pare sia stato colpito da aneurisma prima dell'impatto. A te Mirko. Buongiorno direttore, bentrovati a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Sì, a quanto pare più che l'incidente in sé e i traumi subiti dalla caduta pare sia stato proprio un problema di circolazione, quindi un aneurisma a causare la morte di Jacopo Apolloni. Stava rientrando da una serata con la fidanzata, con altri amici, un pomeriggio passato insieme, grande appassionato di moto, esperto, aveva messo su un'officina nella sua Roana e sono proprio tante le comunità colpite da questa morte improvvisa e per certi versi incredibile. Quella di Roana sull'altopiano di Asiago, i genitori sono insegnanti in 2 scuole del territorio, ha 2 fratelli minori, poi la comunità di Cittadella, ma non solo, anche fino a Rosà. Jacopo con amici è andato a vedere una partita di volley sabato sera, tornando a riportare a casa la fidanzata a Cittadella, appunto c'è stato questo malore e poi l'impatto con un SUV. Andava pianissimo, la fidanzata ha avuto solo qualche botta, un'escoriazione al volto, lui invece non ce l'ha fatta dopo qualche ora di agonia. E poi un'altra comunità, quella scolastica dell'Istituto Tecnico Chilesotti di Tiene, ieri sarebbero dovuti partire in gita per Roma, invece il pellegrinaggio che dovranno fare sarà proprio verso la tomba di Jacopo. Si attende la data del funerale, potrebbe essere non prima di giovedì o venerdì, a quanto ci ha riferito questa mattina il sindaco. La preside dell'Istituto Chilesotti, Laura Turco, ha diffuso questa mattina un messaggio: un momento difficile, scrive, siamo vicini alla famiglia con il cuore e con ogni pensiero di affetto e di supporto. Jacopo, dice la preside, giovane pieno di vita, con uno spirito curioso che ha lasciato un segno positivo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. E allora nel servizio ricostruiamo quanto è accaduto e il dolore di queste ore. Poi la linea allo studio. Era pieno di vita, di idee, di iniziative. Un malore se l'è portato via d'improvviso, probabilmente un aneurisma. Stava guidando la sua moto, una Fantic 125 a cui era affezionatissimo. In sella con lui c'era anche la fidanzata, anche lei sbalzata dall'impatto della 2 ruote contro un SUV in centro a Cittadella. Stavano rientrando sabato sera dopo un pomeriggio passato con altri amici, prima a vedere una partita di pallavolo a Rosà, poi un pasto in compagnia, infine nella città murata per riportare a casa la sua ragazza. Lei è sopravvissuta pur con qualche ferita dovuta all'impatto, lui ha avuto la peggio. Ha perso il controllo del mezzo per il malore che lo ha colpito, poi l'impatto con un SUV che ha incrociato proprio in quel momento la loro strada. Troppo gravi le ferite riportate sommate alle conseguenze del malore. Nessuna imprudenza, nessuna violazione del codice, nessuna bravata, solo una fatalità che ha fermato il cuore di Jacopo presto, troppo presto per la sua giovanissima vita, per gli affetti a lui più cari. Papà Davide e mamma Nicoletta
Nicoletta sono accorsi a Cittadella e ora vegliano il suo corpo. Lo piangono loro, entrambi insegnanti, lo piangono i 2 fratelli minori, lo piangono gli amici, i compagni di classe dell'Istituto Tecnico Chilesotti di Tiene, che con la preside ha diffuso una lettera in cui ne ricorda lo spirito curioso e il vuoto incolmabile che ha lasciato. Sarebbero dovuti essere in gita scolastica a Roma, invece attendono di poter essere presenti per il funerale, che potrebbe essere celebrato non prima di giovedì o venerdì. Servizio di Mirko Cavallin con Alessandro Costa Curta da Cittadella. Qui non c'entra niente l'imprudenza, l'alta velocità, non è successo nulla di tutto questo. Purtroppo ha avuto un malore e per questo malore poi è deceduto un aneurisma. Un operaio è stato investito da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso. È accaduto poco dopo la mezzanotte a Valdobbiadene. L'uomo, un 62enne del posto, tornava a casa a piedi lungo via Garibaldi. È stato colpito da una vettura, probabilmente una Renault, sopraggiunta alle sue spalle, che poi si è dileguata. Fortunatamente il ferito se l'è cavata con pochi giorni di prognosi. Sul posto i militari della locale stazione Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi, hanno raccolto alcuni elementi per provare a identificare l'autista del veicolo fuggito. Quindi si tratta proprio di un pirata della strada. E c'è stato un incidente questa mattina poco prima delle 7 lungo la superstrada pedemontana Veneta in direzione Vicenza, all'altezza di una galleria a Povegliano. Nel tamponamento tra un'auto e un autocarro è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave, il conducente della vettura. Per estrarlo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale dai sanitari del 118 di Treviso. L'incidente e le operazioni di soccorso hanno provocato rallentamenti al traffico. Le indagini sulla dinamica sono affidate alla polizia stradale. Da ieri al via gli sconti sulla superstrada pedemontana, molti automobilisti che sono ancora confusi sul meccanismo, altri perplessi, altri molto soddisfatti. I camionisti esclusi dicono dovrebbero pensare a noi. Da Industriale Confcommercio invece ottimismo. Sentiamo. Superstrada pedemontana veneta, dopo l'annuncio dello sconto del 60% sul pedaggio, tra gli automobilisti in queste ore regna ancora la confusione. Qualcuno non ne sa nulla, altri sembrano scettici. Ad essere arrabbiata la categoria che non rientra nello sconto, i camionisti. Dunque potranno usufruire di questa agevolazione chi percorre una tratta non superiore ai 25 km tra autovetture e motocicli, valido dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Noi abbiamo percorso un tratto di pedemontana, poche ancora le vetture, qualche mezzo pesante in più. Ci siamo fermati all'autogrill ed abbiamo chiesto che cosa ne pensano gli automobilisti rispetto all'iniziativa della Regione Veneto. Io ero oggi a lavorare a Crocetta, dopo devo andare verso Vicenza, quindi uscirò lì e dopo faccio 4 ore di lavoro, dopo rientro, quindi dovrei riuscire a usufruire di quello che è l'agevolazione. Forse può essere attuabile per chi ha un mezzo pesante, un camion, perché fanno le soste, ma per noi che abbiamo piccoli mezzi prendo un mezzo proprio. E non fa solo 25 km? Ovviamente, ne facciamo molti, ma molti di più. E quindi rimane con la tariffa intera? Certo, sicuramente. Ma i mezzi pesanti sono esclusi da questo sconto. Anche in questo caso non tutti i camionisti ne sono al corrente. Vediamo a fine mese se c'è effettivamente questo sconto, anche se ho sentito una mezza che bisognava star fuori mezz'ora, ma dove all'uscita di Altavilla non c'è posto per fermarsi, non c'è un bar, non c'è niente, si esce e si rientra subito. Se lo sconto c'è, bene, altrimenti io non li spendo più per passare di qua, faccio la strada normale e arrivo 20 minuti più tardi. E secondo me converrebbe fare degli sconti più sensati, magari a noi professionisti, che a delle persone che magari usano l'autostrada una volta ogni 10 giorni. Come tutte le novità bisognerà attendere qualche settimana per valutare se con questo incentivo ci sarà un flusso maggiore di veicoli. Soddisfatto il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin. Mi sembra una decisione opportuna, la pedemontana è una grande risorsa, le imprese l'hanno fortemente voluta, adesso che l'abbiamo usiamola al meglio. L'effetto positivo sarà indubbiamente nei territori, con flussi più ordinati e una migliore gestione di tutte le infrastrutture disponibili, dichiara Paola Carrone, presidente di Confindustria
Industria Veneto Est, con un atteso miglioramento della circolazione anche in termini di sicurezza. Servizio di Daniela Sizia, adesso andiamo a Venezia per la cronaca nera, violenza e degrado in centro storico, in diretta Filippo Fois. A te Filippo. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea da Campiello. Flaminio Corner, un nome che potrà dire poco a chi non conosce Venezia, ma poi tutti più o meno sono passati per di qua. Vedete il ponte dei Isogattoi, già San Giovanni Grisostomo, per cui siamo in uno snodo fondamentale della città, esattamente tra la Strada Nuova e Campo San Bortolo, quindi il ponte di Rialto. Ciò significa che ci troviamo proprio in centro città e alle mie spalle c'è la calle in cui è avvenuto l'accoltellamento ieri pomeriggio. Erano circa le 16:30, la percorriamo assieme a Sandro Ponchio. Due coppie di giovani, tutti uomini naturalmente, si sono affrontate per motivi che sono ancora al vaglio degli inquirenti. La discussione è degenerata fino all'accoltellamento di un 26enne tunisino che è stato accoltellato alla gamba. Tra l'altro il coltello ha sfiorato l'arteria femorale, si è accasciato esattamente nel punto che vi sta facendo vedere in questo momento Sandro Ponchio. Perché chiaramente siamo in una calle molto stretta e stiamo bloccando il traffico pedonale. Immediatamente è stato lanciato l'allarme, sono arrivati sia i soccorsi sanitari che le forze dell'ordine. Tra l'altro dobbiamo dire che questa zona, che è piena di locali e anche parecchie telecamere, proprio in questo momento, da quello che abbiamo capito, le forze dell'ordine stanno raccogliendo alcuni dei filmati che sono stati girati ieri pomeriggio. Il giovane ferito è stato trasportato all'ospedale All'Angelo di Mestre, dove è stato operato d'urgenza. Le sue condizioni risultano ancora gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Non si tratta di una persona conosciuta alle forze dell'ordine, però dobbiamo dire che questa è una zona che ultimamente è stata sempre più al centro della cronaca nera, anche soprattutto per un fenomeno piuttosto singolare di cui avevamo parlato anche nei nostri telegiornali, vale a dire la comparsa la mattina di chiazze di sangue di origine misteriosa che i residenti, quando si recano a lavorare, trovavano sui masegni. Si sono fatte molte ipotesi su queste macchie di sangue, che sono più o meno anche le stesse che si stanno facendo adesso, vale a dire un regolamento di conti, magari una discussione per spartirsi le piazze dello spaccio, ma fatto sta che comunque ancora è troppo presto per dare delle risposte. Tra l'altro la città sta facendo i conti anche, come sempre, anche con l'emergenza dei borseggi. È stato arrestato un giovane straniero di 26 anni, proprio ne è stata data notizia questa mattina, aveva tentato di derubare un'anziana turista portatrice d'handicap e solamente il provvidenziale intervento di alcune persone è riuscito a fermarlo e assicurarlo alle forze dell'ordine. E poi anche questa mattina a Venezia ha subito una grave tragedia nella zona di Campo San Giacomo dell'Orio. Una donna di 86 anni, vedova, è caduta dal terzo piano della propria abitazione e ha perso la vita. Noi ancora non si sa che cosa sia successo anche su questo fatto, la dinamica è ancora incerta e tutta da chiarire, però possiamo già anticiparvi che, e ve lo faremo vedere nelle prossime edizioni del nostro telegiornale, noi abbiamo intervistato una testimone oculare di questa tragedia e si tratta di Monica Poli, la famosa lady pickpocket, che passava per quella calle per una coincidenza fortuita proprio poco dopo che è avvenuta quest'altra tragedia, e ci ha un po' raccontato quello che ha visto. Per ora direi che da Venezia è tutto. Direttore, ti restituirei la linea. Grazie molte, grazie a Filippo Fois e a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Adesso vediamo le baby gang dopo i fatti dei giorni scorsi, fatti che hanno visto protagonisti giovanissimi a Oderzo e a Treviso. Continua la caccia a queste bande, sarebbero volti già noti, e in via Roma, nel capoluogo Treviso, l'effetto Castelmenardo sarebbe già finito. La situazione è calda, i controlli diminuiti, denuncia un commerciante. L'effetto Castelmenardo è stato dovuto all'uccisione di un ragazzo, Francesco Favaretto, appunto ucciso nel corso di una rissa tra bande di giovani. Vediamo il servizio di Christian Arboe.
Potrebbero avere i giorni contati gli autori delle rapine che la settimana scorsa hanno interessato Treviso e Oderzo, due baby gang separate ma i cui componenti sarebbero già noti alle forze dell'ordine, nonostante la giovane età. A Oderzo, alla stazione delle Corriere, la vittima è stata un sedicenne veneziano a cui un gruppetto di balordi ha sottratto 20 euro dal portafogli sotto minaccia di un coltello. Nel capoluogo è cace invece alla banda di giovanissimi, anche qui probabilmente minori, che hanno prima pestato e poi derubato in via Roma un 24enne di Carbonero usando anche dello spray urticante. In questo caso a lanciare l'allarme è stato Filippo Bisori, titolare dell'Infinity Smoke, che torna su una serata concitata. Un ragazzo nordafricano entra in negozio visibilmente turbato e mi dice chiamo la polizia, mi hanno rubato il telefono, la bicicletta e mi hanno aggredito dei ragazzi, aiutami, chiamo la polizia. E allora io prontamente chiamo la polizia. Mi ha spiegato che questi ragazzi erano in due, mi ha detto, uno con giubbino bianco, uno con giubbino nero, entrambi nordafricani. L'hanno aggredito, pestato. Il lavoro dei carabinieri è meticoloso, con i frame della videosorveglianza passati a setaccio. Si stanno di fatto raffrontando le immagini con gli identikit di ragazzini già noti per fatti analoghi. Insomma, volti noti e anche scoperti. In entrambi i casi i delinquenti hanno agito senza travisamenti, sciarpe o cappelli. Evidentemente pensavano di farla franca. E mentre le indagini proseguono, per evitare che colpiscano ancora, in via Roma Treviso Bisori evidenzia come non siano fatti episodi isolati. La situazione qui è calda, diciamo che se non tutti i giorni, almeno un giorno sì, un giorno no, succede qualcosa. Tra litigi, risse, eventi come quelli di mercoledì, la settimana prima un ragazzo è passato qua davanti inseguendo un altro ragazzo con un coltello, quindi ne abbiamo tutti i giorni. Per il giovane commerciante l'effetto, chiamiamolo Castelmenardo, dopo l'uccisione di Francesco Favaretto nel dicembre scorso, sarebbe già finito. C'è stato un periodo dopo la dichiarazione del ministro Nordio che erano qua tutti i giorni in massa. E adesso ci sono momenti in cui ci siamo solo noi negozianti e gli avventori, forse dell'ordine non c'è neanche l'ombra. L'unica soluzione è accelerare con la creazione di un posto fisso di polizia all'ex edicola, come preannunciato dal comune. Avere qua le forze dell'ordine fisse potrebbe migliorare alquanto la situazione. Un'altra cosa, secondo me, efficace potrebbe essere mettere dei lampioni, illuminare di più la zona a fianco all'edicola, in quanto di sera è effettivamente molto buio e poi si verificano chiaramente questi eventi spiacevoli. Ha ucciso e ha confessato di averlo ucciso Franco Bergamin nella sua abitazione a Limena dopo una lite per il pagamento delle bollette, e Alessio Battaglia è stato interrogato dal giudice. Sentiamo Valentina Visentin. L'ha lasciato a terra rantolante mentre esalava gli ultimi respiri dopo averlo colpito con un paio di schiaffi al volto e un pugno al torace. È così che Alessio Battaglia ha ricostruito la lite generata in violenza durante la quale ha ucciso Franco Bernardo Bergamin, l'80enne che lo ospitava da molto tempo nella sua abitazione a Limena. Poi il 40enne triestino, quando ha capito che l'anziano era morto, ha messo il cadavere in 2 sacchi e lo ha nascosto nell'armadio, sigillandolo con del nastro adesivo e cospargendo di profumatori per ambienti la casa. Tuttavia l'autopsia e l'attack total body hanno rilevato una frattura fatale al collo dell'80enne non compatibile con una caduta, quanto piuttosto con un colpo forte e ben assestato. Le liti tra i due erano frequenti nell'ultimo periodo. I vicini di recente avevano visto Bergamin con dei lividi al volto e sempre più claudicante. I motivi sembrano essere di natura economica. Negli ultimi mesi, infatti, Battaglia aveva portato a vivere nell'appartamento dell'anziano anche la nuova fidanzata. Le spese erano aumentate e l'80enne chiedeva che l'amico cominciasse a contribuire. Per questo gli inquirenti stanno controllando anche i conti bancari dei due. Nel passato di Alessio Battaglia, un arresto a Trieste nel 2015 per estorsione e minacce a 2 disabili e nel novembre del 2024 per maltrattamenti nei confronti di una donna. Oggi intanto dovrebbe arrivare il nulla osta alla restituzione della salma di Franco Bernardo Bergamin ai familiari che stanno organizzando il funerale che si svolgerà nella chiesa di Tremignon. E a gran torto è stato arrestato un cittadino romeno di 44 anni che ha coltellato alla gola il coinquilino. È stato arrestato dai carabinieri fuori dalla casa dell'uomo che aveva appena coltellato alla gola il 44enne di origine romena accusato di tentato omicidio. Tutto è nato domenica mattina quando, al termine di una lite per futili motivi, il 44enne ha preso un coltello da cucina con una lama di 12 cm e mezzo, avventandosi sull'uomo che lo stava ospitando. È stato proprio il ferito, un 53enne romeno, a chiedere aiuto contattando il 112 raccontando quanto era accaduto. Arrivati sul
sul posto, i carabinieri hanno arrestato l'aggressore che da qualche tempo aveva trovato un tetto presso il connazionale e recuperato il coltello che aveva provato a nascondere all'esterno dell'abitazione. Il 53enne è stato soccorso e trasportato in ospedale a Cittadella. Già noto alla giustizia, il 44enne arrestato era destinatario della misura del divieto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell'ex moglie dalla quale era stato allontanato nel 2023. Servizio di Chiara Gaiani, adesso andiamo a Padova. Andiamo a Padova perché c'è scoppiata una polemica per un corteo che dovrebbe svolgersi sabato a Padova, un corteo che è stato organizzato da Casa Pound contro coloro che in pratica fanno dell'antifascismo, anzi è stato soprannominato il corteo contro la mafia antifascista. Andiamo da Valentina Visentina. A te, Valentina. Sì, buongiorno da Padova. Arriva anche al Parlamento il caso del corteo organizzato da Casa Pound per il 15 marzo qui a Padova, un corteo a livello nazionale che richiama militanti da tutta Italia. È prevista infatti la partecipazione di circa 600 persone e che sta ovviamente creando preoccupazione per l'ordine pubblico a Padova. Sabato, ma non solo, a creare il dibattito e la polemica politica è lo slogan scelto dai militanti di Casa Pound contro la mafia antifascista. Così hanno scritto nel volantino che annunciava la manifestazione, una manifestazione che, lo ricordiamo, è stata organizzata dopo che qualche settimana fa, era il 15 febbraio scorso, alcuni militanti di Casa Pound vennero aggrediti durante un banchetto in Prato della Valle da alcuni attivisti del centro sociale Pedro. Da qui la decisione di organizzare questa manifestazione il 15 marzo. Ma preoccupa la manifestazione, l'entità di questa manifestazione. Anche il vice sindaco di Padova, Andrea Michalizzi, ha lanciato un appello alla società civile per una reazione pacifica. L'antifascismo non è un'ideologia estremista né una fazione politica. Associare antifascismo con la parola mafia è un paradosso, perché l'antifascismo è il fondamento stesso della democrazia italiana, ha detto Andrea Michalizzi. Ma anche il Partito Democratico si è mosso, tant'è che il senatore del Partito Democratico Andrea Martella e le deputate Rachele Scarpa e Nadia Romeo hanno presentato oggi un'interrogazione al ministro dell'Interno Piantedosi proprio sull'opportunità di questa manifestazione. Una manifestazione, un corteo che proprio per lo slogan scelto è contro la Costituzione, dicono. Si preannuncia così un sabato blindato in città. Non ci sono ancora i dettagli precisi dell'orario e del tragitto che farà, del percorso che farà il corteo. Si stanno definendo ovviamente con la questura, ma si preannuncia un sabato blindato a Padova. Io restituisco la linea allo studio e vi lascio con le dichiarazioni dell'onorevole Rachele Scarpa e del senatore Andrea Martella del Partito Democratico. In primo luogo voglio fare una premessa: qualsiasi episodio di violenza fisica e verbale deve essere condannato senza nessuna incertezza. Nella nostra società, nelle nostre città, a Padova, non c'è spazio per forme di violenza che rischiano di mettere in crisi la coesione di una città. Per quanto riguarda questa manifestazione annunciata, ho chiesto al Ministro cosa intenda fare, quali iniziative intenda adottare riguardo questa manifestazione, anche riguardo l'opportunità di autorizzare una manifestazione che appare avere degli slogan, delle finalità, dei contenuti che sono incompatibili con i valori, i principi della nostra Costituzione. In modo particolare è assolutamente inaccettabile l'accostamento tra mafia e antifascismo. L'antifascismo è un valore fondante della nostra democrazia e della nostra Costituzione, e Padova è una città che ha un grande significato da questo punto di vista e che ha pagato un grande tributo di sangue durante la Resistenza,
E oggi questi tipi di accostamenti non sono minimamente ammissibili. Una manifestazione che si proclama essere contro la cosiddetta mafia antifascista. Uno slogan e un intento che chiaramente si configura come provocatorio e anche a tratti intimidatorio. Penso che sia particolarmente grave accostare la parola mafia alla parola antifascismo, che è un valore costituzionale e che sicuramente vive ancora nella città di Padova, che è l'unica città in Italia la cui università è stata insignita della medaglia d'oro al valore militare. In questo senso abbiamo presentato un'interrogazione, ovviamente sempre e fermamente condannando qualsiasi forma di violenza di piazza. Non accettiamo in ogni caso strumentalizzazioni. Onorevole Rachele Scarpa e prima Andrea Martella, senatore del Partito Democratico, i servizi di Valentina Visentina e di Cristian Roque Allende da Padova. Adesso vediamo i casi di razzismo nello sport dopo gli insulti alla giovane arbitra di pallacanestro che è stata definita prostituta da una delle mamme che assistevano alla partita. Un caso di insulti razzisti, questa volta sul campo, si è verificato anche nel calcio. È accaduto a Badia Polesine durante il match di prima categoria contro il Merlara e proprio il Merlara per protesta è rientrato negli spogliatoi prima della fine della partita. Mancavano 15 minuti alla fine del secondo tempo, ma dirigenti e giocatori del Merlara Calcio hanno deciso che era ora di finirla e sono rientrati negli spogliatoi. Domenica pomeriggio match di prima categoria girone D a Badia Polesine tra la squadra di casa e il Merlara neopromosso. Un giocatore del Merlara a più riprese oggetto di offese razziste e a quel punto, dirigenti d'accordo, la squadra lascia il campo e si ritira negli spogliatoi. Tutto messo per iscritto e nelle mani della giustizia sportiva. Un episodio che lascia l'amaro in bocca. In attesa di quanto accadrà, il Merlara rischia la sconfitta a tavolino. Non il primo episodio nel Padovano. A gennaio 3 giovani calciatori di colore del campionato juniores del Real Padova erano usciti dal campo in lacrime dopo essere stati raggiunti da offese razziste. Per 2 giocatori della squadra avversaria, il San Giorgio in Bosco, il questore di Padova ha firmato un daspo di 5 anni. Servizio di Chiara Gaiani, frasi sessiste, l'altro episodio, all'arbitra di basket urlate dalla mamma di un giocatore, clamore e pioggia di reazioni per l'episodio che si è verificato a Motta di Livenza. La società è prudente, ma in attesa che il caso venga chiarito prende le distanze. Duro il presidente del Veneto Luca Zaia, si vergogni e mi auguro il daspo. Arbitra di pallacanestro di 23 anni apostrofata dagli spalti durante la partita della Serie D tra Motta di Livenza e Feltre di sabato sera. Cosa ci fai qui l'8 marzo? Vai a fare la prostituta, vai a casa. La frase sarebbe arrivata alla giovane direttrice di gara padovana Alice Fornasier dagli spalti. L'ipotesi è quella che l'abbia pronunciata la mamma di uno dei giocatori in campo, ma solo il referto stilato dall'arbitra potrà confermare parole e circostanza, visto che i referenti del Motta presenti al palazzetto spiegano di non aver sentito nulla. Fatto sta che la ragazza è scoppiata in lacrime e ha interrotto la partita per una ventina di minuti, salvo poi portarla a termine. L'episodio ha suscitato clamore e reazioni a livello locale e nazionale. Ferma condanna innanzitutto dal basket Motta, che solo pochi giorni fa aveva presentato la campagna di educazione al tifo avviata in questa stagione, una maglietta da far indossare ai propri atleti quando arbitrano, con l'eloquente interrogativo: se fossi tuo figlio mi urleresti contro? Ed ecco il fattaccio, la presunta frase sessista proprio il giorno della festa della donna. Intanto è da appurare, perché prima di colpevolizzare una persona va individuata. Se fosse così, sicuramente noi del direttivo della pallacanestro Motta prenderemo dei provvedimenti nei confronti della persona. Si è fatto avanti qualcuno? In questo momento non si è fatto avanti nessuno, stiamo aspettando se qualcuno ha il buon cuore di dire mi sono comportato male o mi sono comportata male, staremo a vedere nelle prossime ore cosa succederà. La 23enne preferisce non commentare, l'associazione arbitri si schiera accanto alla propria tesserata che ha riferito di pesanti frasi sessiste e non ha ancora deciso se sporgere formale denuncia. Solidarietà dai vertici regionali della Federazione Pallacanestro. Dispiace che nel 2025 ci troviamo ancora a dover condannare alcuni gesti. Come federazione daremo
tutto il supporto necessario alla nostra arbitra e la supporteremo con tutto quello che è nelle nostre capacità e competenze. Duro il presidente del Veneto Luca Zaia, l'autrice degli insulti sessisti si vergogni, tuona, per lei mi auguro il daspo. Dell'incontro esiste anche una registrazione che potrebbe essere visionata in caso di contenzioso. Sarà il giudice sportivo a valutare in settimana, partendo innanzitutto dal contenuto del referto arbitrale e a prendere quindi eventuali provvedimenti. Ci faranno fare sicuramente qualche partita a porte chiuse perché puniranno più che altro il nostro pubblico a non vedere i nostri giocatori per quello che eventualmente possa essere successo. Forse anche una multa pecuniaria che là purtroppo vanno a colpire la società che non ne può niente perché non possiamo mettere il bavaglio alla tifoseria, insomma, ecco. È sempre pericolo incendi e bisogna stare attenti a non appiccarli perché a volte basta buttare una sigaretta, anche se i fumatori sono ormai una razza in via di estinzione. Ma vediamo cosa è successo sui colli padovani. Una leggerezza che avrebbe potuto avere gravi conseguenze, quella commessa da un residente di Torreglia che si è sbarazzato delle ceneri del camino ai margini di una zona boschiva di via Tramonte. Il principio di incendio è stato spento in pochi minuti dai vigili del fuoco di Abano, allertati da alcuni passanti che si sono accorti delle fiamme. Il rogo ha danneggiato una porzione di sottobosco. Il responsabile, che ora rischia una denuncia e una multa, aveva abbandonato alcune braci dopo una grigliata pensando fossero spente, ma alcune scintille hanno fatto riaccendere le fiamme. I vigili del fuoco sono arrivati nella zona, un'area impervia che si raggiunge a piedi, hanno circoscritto e spento l'incendio. E a Fara di Soligo c'è l'ombra del piromane, è stato appiccato infatti un incendio sul colle di San Gallo con veramente grossi danni. Sentiamo, per noi è andata Anna De Roberto, sentiamo. Coldeferre, località San Gallo, siamo in compagnia del primo cittadino di Fara di Soligo perché qui esattamente dove ci troviamo è divampato il primo dei 3 incendi che hanno interessato le colline dell'UNESCO del weekend appena trascorso. 1000 metri quadrati di bosco che sono andati a fuoco. Sindaco, e lei è stato il primo a chiedere insomma di fare luce su questi incendi. Intanto questa è la località, si tratta di bosco pubblico, bosco privato, dove ci troviamo? Beh, qua siamo nel pieno della Corza UNESCO, quindi qui siamo appunto in località Coldeferre, vicino al colle di San Gallo. Sono circa 1000 metri quadri che sono andati a fuoco di proprietà privata, perché questi boschi comunque sono di proprietà privata. L'incendio è divampato venerdì, presumibilmente in tarda serata. Ci si è accorti dal paese vedendo appunto le fiamme nella collina. Appunto sono state bruciate sterpaglie, foglie, del resto era anche molto secco e quindi l'incendio ha trovato anche campo libero, ecco. Allora, lei è arrivato su alle 11 della sera, c'erano i vigili del fuoco, c'erano i volontari dell'AVAB, ci sono volute diverse ore per domare questo incendio. Qui nella zona ci sono dei cacciatori che potrebbero avere delle fototrappole. Che cosa vi aiuterà a capire che cosa sta succedendo e se c'è un filo che lega questi 3 incendi? Sì, io ho chiesto ai cacciatori se hanno delle fototrappole qui nella zona per permetterci perlomeno di visionare e vedere se c'è qualche immagine particolare, perché comunque questa è una zona non accessibile a tutti, è comunque una zona retrocollina, una zona non facile, tra l'altro ci si siede in una strada tra l'altro anche privata, spesso è anche chiusa, e quindi ho chiesto appunto se ci fossero delle immagini o se qualcuno ha visto qualcosa lo dica, perché comunque 1000 metri sono tanti, tra l'altro le operazioni sono state anche complesse, perché anche per arrivarvi qui i vigili del fuoco hanno avuto qualche difficoltà, così come anche i volontari dell'AVAB che sono intervenuti e che li ringrazio, perché c'erano circa una quindicina di persone qui venerdì notte. Allora, gli altri incendi tra Conegliano e Vittorio Veneto, anche qui c'è l'appello dei primi cittadini a prestare attenzione. Pare che nei boschi di Vittorio Veneto sia stato addirittura trovato un braciere, quindi insomma c'è la mano dell'uomo. Lo stesso assessore regionale Giampaolo Bottaccin ha chiarito che 9 su 10, quindi alla base di questa proporzione gli incendi poi di fatto non sono per cause naturali, ma derivano proprio dalla mano dell'uomo. Ci
sono stati altri episodi che hanno interessato il suo comune negli anni scorsi legati a incendi importanti, Sindaco? No, fortunatamente no. Diciamo che questo ha fatto anche scalpore per il fatto appunto che si vedeva non solo da Farra di Soligo ma anche dai comuni limitrofi, perché qui ricordiamoci che siamo appunto in cima proprio alla collina e quindi di conseguenza durante la notte le fiamme si vedevano anche da diversi chilometri di distanza. Fortunatamente non abbiamo avuto altri, mi auguro che questo rimanga appunto un episodio isolato. Fortunatamente grazie all'aiuto tempestivo di vigili del fuoco, di volontari, si è riusciti insomma a contenerlo e appunto le operazioni si sono concluse intorno alle 2:30, 3 della mattina, è stata bonificata tutta quanta l'area e quindi appunto si è lavorato insomma diverse ore. L'auspicio insomma è che siano dei fenomeni diciamo così isolati e appunto io chiedo a tutti di prestare massima attenzione, anche perché se ci dovesse essere, come presumo che ci sia qui, la mano dell'uomo, penso che sia un fatto veramente grave, perché significa veramente voler far del male non solo all'ambiente ma ad un paese e a tutto. Quindi se qualcuno ha visto qualcosa parli, e io ho chiesto appunto anche l'ausilio se ci fossero delle fototrappole dei cacciatori della zona per poterci dare delle indicazioni se ci fossero. Lei è in attesa di visionare il rapporto dei vigili del fuoco? Sì, adesso vediamo anche dal rapporto dei vigili del fuoco, anche per capire bene anche le loro valutazioni e poi staremo a vedere. Allora, da Farra di Soligo è tutto. Dicevamo il primo degli incendi che sono divampati qui, che hanno interessato una vasta area delle colline UNESCO, con la primavera e l'estate alle porte, che da sempre insomma ci parla di siccità. Ancora più importante lanciare l'appello ai cittadini. Chi ha visto qualcosa si faccia riferimento insomma al sindaco Mattia Perencini e alle forze dell'ordine. Da Farra di Soligo è tutto. Grazie molte ad Anna De Roberto. Adesso andiamo dal nostro inviato Omar Costantini in Friuli Venezia Giulia, a Rivignano, perché un incendio ha devastato una comunità ecosostenibile. Ci sono diversi feriti, diversi evacuati. A te Omar. Sì, grazie direttore per la linea. Siamo per la precisione all'interno dell'area cosiddetta del Zornik, dove negli anni 30 è stata recuperata la zona per la produzione poi di materiali laterizi. Ci sono diverse fornaci poi abbandonate, recuperate proprio da queste comunità, come giustamente hai detto tu prima. L'incendio, tornando alla cronaca, si è sviluppato poco dopo le 4 di stanotte. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco giunte da Udine, dai distaccamenti di Latisana e da Codroipo, che hanno operato celermente per spegnere le fiamme e iniziare da subito le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Sono 2 le persone che sono rimaste ferite leggermente, per fortuna, intossicate, portate comunque in ospedale, ma già non sono comunque in pericolo di vita. Si parlava addirittura di una persona ustionata, però per fortuna alla fine il bilancio recita soltanto di una persona, ripetiamo 2 persone intossicate, però non sono in pericolo di vita. Il tutto, come detto, intorno alle 4:30, sul posto anche le squadre comunali della protezione civile del comune di Rivignano Teore, in supporto anche i colleghi dei comuni limitrofi. Il tutto è stato spento nel giro di breve tempo, grazie anche all'operatività e alla professionalità dei vigili del fuoco, che hanno operato celermente. Adesso in corso chiaramente le prime opere di bonifica, ma soprattutto si sta cercando di risalire alle vere cause dell'incendio. Da Rivignano è tutto, ripasso la linea al direttore. Grazie molte al nostro inviato Omar Costantini della redazione di Udine, grazie ai nostri registi Renato Cappoi e Alberto Pivetta in questa edizione di Focus TG. Andiamo avanti con l'alta velocità a Vicenza, il terzo lotto. Torri di Quartesolo, Grumolo delle Abadesse, Grisignano di Zocco mettono in luce le criticità che incideranno sul loro territorio durante un incontro che si è svolto in mattinata. Stazioni, sottopassi e fragilità idraulica. Per noi c'erano Luisa Bertini e Simone Squarcina con il sindaco di Torri di Quartesolo. Nodi della progettazione TAV nel tratto ad est. Oggi i sindaci interessati si sono incontrati con i tecnici di Iricav. Siamo in compagnia con il sindaco di Torri di Quartesolo, Gianluca Ghirigatto. Che cosa è emerso da questo incontro? È stato un incontro positivo, perché finalmente abbiamo cominciato a discutere della progettazione e anche delle opere compensative. Ecco, fermo restando che quindi lo scavalco sarà su Vicenza, che cosa comporterà sul territorio di Torri, che cosa succederà?
Diamo per scontato che lo scavalco sia a Vicenza e che quindi la linea passi a nord. A quel punto per noi i nodi critici sono l'attraversamento del Tesina e la nuova stazione di Lerino. Ecco, nodi critici relativi anche al rischio idraulico. Sì, per l'attraversamento del Tesina la questione critica è quella idraulica. Per quanto riguarda la stazione di Lerino è importante che sia dotata di parcheggi e di una viabilità adeguata al suo raggiungimento. Ecco, voi avete chiesto delle opere compensative quali? Abbiamo chiesto tante opere compensative, ma naturalmente ci confronteremo con la Commissione Territorio, con il Consiglio Comunale e anche la cittadinanza. Comunque ci è venuto in mente sicuramente la creazione di una linea BRT dalla zona di Vicenza fino alle Piramidi e un bacino di laminazione idraulica all'altezza del quartiere Primavera e anche una serie di infrastrutture ciclopedonali finalizzate alle connessioni interne al nostro territorio. Ecco, adesso i tempi stringono per la progettazione, quali saranno i prossimi passi? E i prossimi passi sono una richiesta formale rispetto alle soluzioni progettuali che gradiremo sul nostro territorio e una richiesta formale che elenchi le compensazioni che ci aspettiamo. Ecco, io ringrazio il Sindaco per essere stato con noi. Grazie a Luisa Bertini e Simone Squarcina per la parte tecnica. Le storie, noi ne raccontiamo tante perché la cronaca, tra le pieghe della cronaca si trovano tante storie di persone comuni che senza una telecamera non potrebbero in qualche modo far conoscere le loro avventure e disavventure. Questa è la storia di un ragazzo che si chiama Happy, un ragazzo nigeriano arrivato a Padova nel 2017 che per integrarsi è diventato spazzino volontario nei quartieri. È più un ragazzo nigeriano 27enne che da anni si è autoproclamato spazzino volontario di quartiere. Durante la settimana dalle 8 alle 13 pulisce con la sua ramazza le strade della Sacra Famiglia di Città Giardino, ma si sposta anche alla Madonna Pellegrina e a Terranegra, un lavoro che i residenti del quartiere apprezzano. Tu bravo, tu no casino, tu no droga, tu solo qua polish tutto, finish. Happy è a Padova dal 2017 dopo essere fuggito dalla Nigeria. In questi anni ha cercato di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato che però gli è sempre stato negato. Ora scadono i termini e da un momento all'altro potrebbe essere rimpatriato. Lui però spera in un futuro qui in Italia. You want to stay in Italy? Yes. In zona Sacra Famiglia oramai lo conoscono e lo apprezzano per la sua volontà di integrarsi. Lui è sempre qua tranquillo, anzi delle volte fa anche dei lavoretti per noi, magari ci pulisce le grate, comunque no. Per me personalmente è una bella persona. Happy non ha commesso reati, ma per lui è difficile documentare all'autorità i rischi di un suo rimpatrio. Ora i suoi legali hanno presentato un ricorso al Ministero dell'Interno per dimostrare la sua buona volontà e riuscire ad ottenere lo status di rifugiato. Servizio di Francesco Rattai della nostra redazione di Padova. Adesso andiamo a Bassano del Grappa perché c'è stata una spaccata in un bar, è stato preso di mira un distributore di sigarette elettroniche, ci dicono tutto. Alex Giuliano con Renzo Rigon per la parte tecnica, sentiamo. Siamo in via Cabaroncello, quello alle mie spalle è il bar ricevitoria Patagonia, dove l'altra mattina alle 5:30 un malintenzionato con il volto coperto si è avvicinato a quello che era un distributore di sigarette elettroniche e bevande, si è avvicinato alla struttura con un grosso sasso, ha più volte colpito la copertura del distributore, il vetro che c'era a protezione del distributore e ha allargato il buco portando via sigarette elettroniche e bevande. Si tratta di un furto ripreso interamente dalle telecamere che però non permettono l'identificazione del
il malvivente proprio perché ha agito a volto coperto. Domenica mattina, quando è stato commesso il furto, il locale era chiuso, non passava nessuno nelle vicinanze e quindi diventa sicuramente complicato anche per le forze dell'ordine risalire all'autore del furto. Un locale questo, il Bar Patagonia, che già in passato era stato teatro di alcuni episodi sicuramente poco piacevoli, da un appunto furto, da quella che era stata soprannominata la banda del tombino, ovvero dei criminali che toglievano i tombini, sollevavano i tombini da terra e scagliavano proprio contro le vetrate l'oggetto pesante in ghisa, fino a un episodio che ha visto un'auto, una signora che all'epoca, parliamo di circa un anno fa, ha accusato un malore ed è entrata con tutta la macchina dentro il locale, sfondando la vetrina. L'entità del danno è ancora da quantificare, come quella del furto. I titolari hanno riaperto l'attività lunedì mattina, le autorità stanno indagando, anche se, lo ripetiamo, la possibilità di rintracciare l'autore del furto che ha agito in solitaria è davvero poca, proprio perché il malvivente non è identificabile neanche attraverso le immagini della telecamera di sicurezza. Grazie ad Alex Giuliano e a Renzo Rigon. Vediamo la prima pagina del Corriere delle Alpi, è dedicata alla morte del 18enne Marco Degli Uomini, che è caduto con gli sci a Tolmezzo. Era il figlio della primaria del SUEM di Pieve di Cadore. Qui sul Corriere delle Alpi vedete com'è caduto Marco, la ricostruzione e il racconto dei testimoni. È stata solo una fatalità, e qui a fianco Marco, morto in pista, sarà sepolto con la giacca da maestro di sci, quel corso il suo sogno. E anche l'azienda sanitaria ULSS 1 Dolomiti, dove la mamma della vittima è primario del SUEM 118, si è stretta attorno al dolore dei familiari. È una giornata grigia a Belluno, riflesso degli animi sconvolti tra le file del personale dell'ULSS 1 Dolomiti, che oggi si stringe al primario del SUEM Cristina Barbarino nel piangere la scomparsa del figlio Marco Degli Uomini, 18 anni, mancato nella mattinata di ieri a causa delle gravi lesioni riportate in seguito a una brutta caduta sugli sci. Non ci doveva neanche correre Marco su quella pista dello Zoncolan nelle Alpi Carniche. Fino all'ultimo si è sperato, con il monitoraggio minuto per minuto delle condizioni del ragazzo, fino al tragico epilogo. Una tragedia che ha colpito la dottoressa Barbarino e i suoi cari, ma che ha colpito molto tutta l'azienda sanitaria e in particolare il servizio di urgenza ed emergenza in cui appunto la dottoressa lavora come primario. Momento molto delicato, siamo tutti molto provati di quello che è successo e ci siamo stretti attorno alla dottoressa, seguendo momento per momento l'evoluzione della situazione clinica, fino purtroppo alla conclusione che nessuno sperava avvenisse in questo modo. E sulle lamine ci sapeva correre come Marco. Proprio oggi avrebbe dovuto iniziare il corso maestri di sci dopo aver già portato a casa gli esami di preselezione. Una passione, quella per la montagna e gli sport invernali, che condivideva con la madre e nella quale era convinto di costruire il proprio futuro. Un ragazzo solare e disponibile, oltre che brillante in ciò che faceva, il ricordo di chi l'ha conosciuto. Io l'ho incrociato, insomma, no? Nel 2023, quando abbiamo affidato alla dottoressa Barbarino l'unità semplice dell'elisoccorso, e lei è venuta appunto con il figlio, un ragazzo splendido, bello, e l'ho incrociato, l'ho conosciuto in quell'occasione, insomma, ecco. Mi è rimasto sono sempre molto colpito da questa figura di questo ragazzo. E naturalmente sono veramente, dispiaciuto di più di quello che è successo. Passiamo alla politica. Si chiamerà Futura Identità la mozione che la Lega Veneta presenterà al prossimo congresso federale
di Firenze della Lega il 5 e 6 aprile. Lo ha annunciato Alberto Stefani, che è segretario regionale della Lega in Veneto ed è vice segretario nazionale, quindi il vice di Salvini. Tutti i valori che riguardano la Lega per quanto concerne l'identità, il legame con il territorio, soprattutto l'autonomia e le riforme, questa è la mozione che Alberto Stefani porterà a Firenze appunto durante il congresso del 5 e del 6 aprile, che intende rappresentare tutte le aspettative del Veneto, che continua a insistere sulla necessità di avere un candidato del Carroccio alle prossime regionali del 2025. E a proposito di regionali, nella corsa al voto potrebbe entrare anche l'ex sindaco di Vicenza Francesco Rucco. Il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia lo propone per un posto da consigliere. Sentiamo Mirko Cavallin. Far sentire la voce della città di Vicenza a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. È questo l'obiettivo dei rappresentanti cittadini di Fratelli d'Italia, che hanno individuato anche il possibile candidato. Nelle ultime settimane abbiamo raccolto la disponibilità di Francesco Rucco, sindaco, presidente della provincia, un profilo sicuramente autorevole che potrebbe essere interprete delle nostre istanze. La corsa dunque inizia dal centro di Vicenza. Mi è stata chiesta la disponibilità, l'ho data al partito, adesso sta al partito poi decidere, perché ovviamente ci saranno dei passaggi sia a Venezia con il coordinamento regionale che a Roma ovviamente con i responsabili nazionali, per vagliare la possibilità che io possa correre alle prossime regionali, quindi mi rimetto alle decisioni del partito. Altre pedine si muoveranno dopo la sentenza della Corte Costituzionale attesa per aprile, che dovrà dire l'ultima parola sul terzo mandato, vagliando il ricorso del governo contro la legge della Regione Campania. Rucco dal canto suo mette la sanità e i trasporti tra le priorità da sostenere a Palazzo Ferrofini. L'esperienza da sindaco, l'esperienza da presidente della provincia mi ha dato la possibilità di crescere da un punto di vista amministrativo. Metto anche questa cosa a disposizione del mio partito, ma soprattutto del mio territorio, che è Vicenza e tutta la provincia di Vicenza. Il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia lancia a partire dalla prossima settimana la campagna Una regione da costruire insieme. Attraverso un questionario che andremo a sottoporre nei gazebo dal centro storico ai quartieri passando per i mercati settimanali, andremo ad ascoltare quelle che sono le istanze dei vicentini e anche le loro opinioni o eventuali proposte su quelle che sono le deleghe e le politiche della regione finora adottate. I movimenti in corso, leggi e altri banchetti, quelli della Lega a sostegno di Zaia, non sembrano scalfire l'unità del centrodestra. Il centrodestra deve essere unito come è sempre stato, perché poi uniti si vince, e questo insomma per la maggior parte dei casi è realtà. Sono certo che il tavolo nazionale sicuramente farà la scelta migliore e individuerà un candidato che sarà espressione della sintesi del centrodestra. E si va verso le regionali in un momento veramente molto complicato per quanto riguarda la geopolitica. Oggi ci sono le trattative, sono riprese tra Stati Uniti ed Ucraina in Arabia a Riyadh, e si spera che si riesca a trovare un primo passo verso una tregua nella guerra terribile e cruenta diventata anche negli ultimi giorni tra Mosca e Kiev. Ieri abbiamo parlato a Focus di questa situazione, sentiamo cosa ha detto tra gli altri l'ex sindaco di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto. Io non amo la guerra e amo men che meno le armi. Mi pare che l'Europa corra il rischio di partire dalla coda invece che dalla testa. È da anni che diciamo che serve una difesa comune, e prima di una difesa comune una politica estera comune. Quindi dovremmo avere prima una politica estera comune, poi una difesa comune e poi effettivamente anche fare gli investimenti che questa difesa comune esige. Purtroppo arriviamo molto tardi. Detto questo, io sono un po' stupefatto delle parole di elogio che sento anche stasera rispetto al presidente Trump. Ma stiamo scherzando? Cioè, il presidente Trump ha chiamato Zelensky prima ancora di ipotizzare un piano di pace, che vuol dire prendere una cartina e poter immaginare in quell'area chi governa, autonomia, cordoni sanitari del dell'ONU, eccetera, ha chiesto soldi.
Cioè questo ha detto abbiamo investito un tot di soldi per difendere la libertà di un paese, pensavamo che un minimo di decenza ideale ce l'avesse per dire vi abbiamo aiutati perché siete stati invasi da un dittatore pazzo, no, allora prima ci date i soldi, ci firmate la cambiale che ci restituite i soldi investiti e dopo ne parliamo. Ma questo è allucinante. Ora, non è che siamo anime così candide da non sapere che quando una potenza difende uno Stato più piccolo, sotto sotto qualche interesse arriva, ma ci mancherebbe altro. Anche ai tempi del piano Marshall gli americani hanno avuto poi dei ritorni di zone di influenza, di rapporti commerciali, ma dopo. Cioè questo presenta il conto prima ancora di prospettare il piano di pace. Cioè, ci rendiamo conto dell'indecenza di questo comportamento, dell'imboscata che gli hanno fatto nello studio ovale. Cioè Trump e Musk questo sono. Della libertà, dell'indipendenza, della sovranità non gli interessa niente. Riccardo Poletto ieri sera a Focus, abbiamo fatto grandi ascolti ieri sera tra l'altro, grazie al nostro grande pubblico, e restiamo a Bassano del Grappa perché continuano gli attacchi al Tribunale della Pedemontana e i sindaci si dicono pronti a manifestare. Sentiamo. Continua l'assedio al Tribunale della Pedemontana e continua da parte dei sindaci del territorio la difesa compatta per l'apertura della cittadella della giustizia a Bassano, un tassello di importanza cruciale per tutta l'area pedemontana a livello trasversale. Parliamo di un territorio del Bassanese che è dal punto di vista economico molto rilevante. In passato veniva considerata l'8ª provincia del Veneto, ma in realtà dal punto di vista economico è molto di più, secondo solo alla realtà vicentina. Ma questo è un tema che secondo me deve essere portato in tutte le sedi. Non capisco perché adesso 3 sindaci delle 3 province, dei capoluoghi di provincia, si portino avanti e cerchino di sopravanzare quella che è un po' anche la posizione del Bassanese. Sembra una paura che non è giustificata rispetto a quello che è la necessità di un territorio. Aver paura del Bassanese significa anche riconoscere che è importante, quindi questo può essere già una spilla da puntare al petto. Bontorin incalza e chiama in causa gli ordini degli avvocati, sposando poi l'idea di manifestare concretamente insieme ai sindaci e alle categorie economiche per lanciare un messaggio chiaro e forte fino a Roma. Dal mio punto di vista gli ordini degli avvocati in questo momento stanno facendo molta pressione, forse troppa, all'interno dei capoluoghi di provincia, e di conseguenza è un motivo per il quale i 70 e oltre comuni che si sono aggregati per chiedere la costituzione del Tribunale della Pedemontana devono farsi sentire nuovamente. Forse è necessario ritrovarsi di fronte a qualche luogo simbolico, ma secondo me è proprio il momento nel quale dobbiamo unirci su questa che è una battaglia anche per la nostra autonomia non legislativa, ma dal punto di vista giuridico è un'autonomia che ci serve anche per tutte quelle che sono realtà produttive che in questo territorio hanno deciso di investire. Abbiamo parlato anche di questo ieri sera a Focus, sulla necessità dei tribunali, di nuovi tribunali. Non era d'accordo l'avvocato Antonella Tocchetto. Sentiamo cosa ha detto. Conto che nel 2023 è arrivata la legge Cartabia, cari signori, e noi avvocati ormai in tribunale non ci andiamo più. È tutto online. E per quello che riguarda i recuperi crediti c'è molta mediazione obbligatoria per la legge Cartabia, quindi prima di fare anche un decreto ingiuntivo si deve tentare almeno fare il tentativo di mediazione tra gli avvocati, le famose negoziazioni assistite, per cui ormai dal punto di vista, come dire, dell'attività di un tribunale ormai è venuta molto meno l'attività, per cui non ha più senso che alcuni giudici vengano poi spostati ormai da Vicenza o Treviso, perché molte cose vengono fatte già negli studi dei legali. Quindi se anni fa, quando giustamente, come ha detto il sindaco, c'era la necessità di avere i tribunali territoriali, io mi ero opposta anche contro aver torto Montebelluna, adesso il mondo del diritto è completamente cambiato con le riforme e quindi con la legge Cartabia ormai in tribunale vai una volta forse al mese se ti va bene, fai tutte cose di negoziazione assistite e quindi non hanno più senso le piccole realtà di tribunali. Questo ha detto Antonella Tocchetto ieri sera a Focus. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e torniamo subito con un'altra cronaca. State con noi.
Vicenza per il 197° anniversario del Corpo della Polizia Locale, dalla sicurezza urbana agli incidenti stradali, 80.000 le chiamate gestite dalla centrale operativa vicentina in un solo anno. Polizia Locale Vicenza, buongiorno. Buongiorno. C'è un incidente in Viale della Pace. Oltre 80.000 chiamate alla centrale operativa, controlli sulla sicurezza urbana, contro il degrado, i bivacchi. 200 operazioni antidroga che hanno portato all'arresto in flagranza di 13 persone e alla denuncia di 36. La sicurezza sulle strade con 90.100 infrazioni al codice della strada rilevate. Sono solo alcuni dei dati dell'attività della Polizia Locale di Vicenza del 2024 emersi in occasione della celebrazione del 197° anniversario del Corpo. 80.000 le chiamate alla centrale operativa, e che sta a significare che il cittadino ha necessità di interpellare il nostro servizio per i più disparati motivi. E la nostra vicinanza allo stesso è quotidiana e rimaniamo sempre a disposizione per qualsivoglia tipo di problematicità che il cittadino di Vicenza deve affrontare. La Polizia Municipale è il volto tangibile del Comune e il Comune a sua volta, fra tutti gli enti pubblici, è quello più a contatto col cittadino. Quando c'è qualcosa di particolare, di difficile, di problematico, la prima risposta del cittadino è di rivolgersi al sindaco e naturalmente il fronte del Comune sta proprio nelle uniformi e negli stemmi che portano addosso i poliziotti municipali. Anno alle spalle che è stato contraddistinto dall'impegno profuso anche sul fronte climatico, con alluvioni e piogge che hanno flagellato la città. La Polizia Locale ha come competenza anche il servizio di protezione civile della città di Vicenza. Sono stati ben 86 eventi avversi che sono avvenuti nel corso del 2024, dei quali 14 addirittura hanno necessitato della convocazione del COC comunale. Questo evidentemente sta a significare che qualcosa sta cambiando, che deve essere attentamente monitorato, valutato e gestito da parte delle autorità. Ma non solo, Vicenza ricorderà il 2024 come l'anno della dunata storica, gestita con numerosi operatori impegnati, specie sul fronte della viabilità. Servizio di Luisa Bertini e sentiamo, vediamo anche la consegna degli encomi alla Polizia Locale che si è contraddistinta per l'attività in occasione delle celebrazioni di questo anniversario, tra loro anche una storia particolare di chi ha soccorso una giovane donna partoriente scortandola in ospedale. Da chi ha operato in contesti di emergenza idraulica a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, a chi ha identificato i trasgressori che si sono sottratti con artifizi e raggiri a numerose violazioni della zona a traffico limitato della città, a chi ha operato in servizi nella lotta al degrado causato dall'abbandono di rifiuti, encomi andati agli agenti della Polizia Locale Vicentina, tra loro anche uno dei protagonisti di una storia particolare, quella di aver scortato una giovane donna in ospedale per dare alla luce il proprio bambino. Il conducente del veicolo è sceso e ci ha chiesto espressamente aiuto. Abbiamo subito notato il suo stato d'animo, quindi ci siamo attivati tempestivamente in quanto abbiamo capito la gravità della situazione, in quanto sua moglie era partoriente. Ci siamo attivati, abbiamo scortato il veicolo senza batter ciglio fino al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza e arrivati lì abbiamo riscontrato anche nuovamente lo stato d'animo del marito e abbiamo preso carico della moglie e siamo entrati fino in reparto per assicurarla alle cure mediche. È nato, abbiamo saputo che si chiama Francesco, è stato è una bella cosa, ecco, come è stato detto anche oggi, è proprio il nostro ruolo ed è quello di essere un punto di riferimento per i cittadini. E l'altro giorno vi abbiamo dato notizia di una donna che proprio l'8 marzo è stata salvata da altre donne mentre stava per gettarsi nelle acque gelide del Brenta. Queste donne sono riuscite a convincerla a desistere da questo
tentativo, da questo gesto estremo. Vediamo sul Gazzettino invece una notizia che arriva da Bolzano. Eccola qui: mamma vuole lanciarsi dal ponte Adige con i suoi 2 bambini, un poliziotto fuori servizio la convince a desistere e li salva, quindi un altro salvataggio davvero provvidenziale. Adesso invece parliamo di gatti. C'erano odori nauseabondi che arrivavano da un appartamento a Padova, segnalazione dei vicini, la polizia locale ha salvato dei 20 felini in condizioni igieniche molto precarie e la proprietaria è stata denunciata. Teneva in casa i suoi 20 gatti tra escrementi e sporcizie accumulati nel tempo. Una situazione precaria, quella che si è presentata agli occhi degli agenti del nucleo tutela animali della polizia locale di Padova, che su delega della procura sono entrati nell'appartamento di una donna italiana che vive a San Carlo, nel quartiere Arcella. L'intervento è scattato dopo la segnalazione dei condomini della donna, che da tempo convivevano con odori nauseabondi. Con gli agenti della polizia locale ha operato anche il personale veterinario dell'esercito italiano, che ha riscontrato alcuni problemi di salute nelle bestiole, tra cui infiammazioni della cute. Dopo l'intervento, gli agenti della polizia locale hanno provveduto a trasferire i gatti presso un'associazione di volontariato specializzata nella tutela degli animali. La donna è stata denunciata. Servizio di Chiara Gaiani. A Treviso, il centro unico in Italia che segue atleti a cui è stata diagnosticata una cardiopatia. Dopo la diagnosi viene costruito un percorso clinico psicologico per aiutare questi ragazzi a non crollare e avere un loro secondo tempo. E i ragazzi seguiti fino ad oggi sono 300. Lì è la grande difficoltà, gestire questi ragazzi ai quali è cambiata improvvisamente la storia, la prospettiva di vita, perché magari puntavano nello sport. Atleti che in un attimo smettono di essere tali e diventano pazienti. Il centro di Treviso, diretto dal dottor Patrizio Sarto, ne segue almeno 300. Vengono da tutta Italia. Sono persone a cui lo screening medico-sportivo ha diagnosticato una cardiopatia che lo sport a livello agonistico metterebbe a rischio. Entrano in un tunnel e molto spesso non sanno vedere la linea, una luce alla fine. Ed è quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo accompagnarli. È un percorso difficilissimo. Il percorso che nasce a Treviso si chiama proprio il secondo tempo di Julian Ross, ed è un approccio clinico, psicologico e sportivo. È l'unico che esiste in Italia. I giovani reagiscono con rabbia, gli adulti con depressione, racconta il dottor Sarto. Il vero problema poi è, una volta che il ragazzo e i genitori hanno raggiunto la consapevolezza, allora noi cerchiamo di formare e di dare le indicazioni. Si allenano sotto la nostra supervisione in fase iniziale e poi un po' alla volta li lasciamo andare. Vengono monitorati nel tempo e raccogliamo gli allenamenti che fanno, li vediamo in follow up. Le casistiche di cardiopatia diagnosticate in fase di screening sono 2-4 su 1000. A fare la differenza è lo screening periodico, altro muro abbattuto proprio dal lavoro dell'equipe trevigiana. È stato il gruppo di Treviso, con il lavoro fatto con il gruppo di Treviso su 22.000 atleti valutati per 65.000 volte, lavoro che abbiamo poi pubblicato in una delle riviste più importanti a livello internazionale con 2 colleghi, il professor Corrado e il professor Zorzi di Padova. Abbiamo dimostrato per la prima volta che il fatto di valutare periodicamente, in modo, quindi ogni anno, i ragazzi, aumentiamo la potenzialità diagnostica di queste malattie del 30%. Screening che partono dai 12-13 anni, cardiopatie che per il 90% dei casi si rivelano congenite. Servizio di Anna De Roberto. Adesso vediamo la storia delle passeggiate sulle colline dell'UNESCO, supportato dai concittadini, che ha lanciato il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese. Ha perso 25 kg. Questa notizia è andata su tutti i giornali, non solo italiani. Mi sento molto meglio, ha detto il sindaco, è anche una bella occasione per stare insieme. Vediamo. È 25 kg ad oggi. Non ho un vero obiettivo di dimagrimento, l'importante era stare bene e già sto bene, ma insomma, visto che sto bene, perché non stare sempre meglio, quindi continuiamo. Luciano Fregonese, da così. Ha
così. Il sorriso e l'entusiasmo sono gli stessi, la forma fisica è ben diversa. 25 kg persi da luglio ad oggi grazie alle camminate sulle colline UNESCO, supportato dai concittadini che in questi mesi hanno sostenuto il primo cittadino di Valdobbiadene nell'impresa di perdere peso. Sono a metà strada del percorso di dimagrimento fatto per motivi di salute innanzitutto, e poi ho scoperto il piacere di stare assieme alle persone camminando sulle nostre colline con dei paesaggi incantevoli. Una sfida personale che si è trasformata in un evento collettivo. Ogni settimana abbiamo 100-150, siamo arrivati anche a 250 persone. Abbiamo un gruppo di affezionati, una cinquantina di persone che non mancano mai, ma poi si aggiungono sempre nuove persone, quindi questo è molto molto bello. Un modo per stare insieme, mantenersi in forma e, perché no, parlare dei problemi del comune con il sindaco in questa inedita modalità di ricevimento. E l'iniziativa del sindaco camminatore supportato dalla comunità ha fatto in questi mesi il giro del mondo, dando a Fregonese e a Valdobbiadene un'inattesa notorietà anche oltreoceano. In maniera inaspettata, non so come mai sia successo, ma va benissimo così, anche perché è un bel modo per far conoscere Valdobbiadene in un modo nuovo, non solo col Valdobbiadene di OCG e col patrimonio UNESCO, ma anche con la salute e i cittadini che sono molto vicini, attaccati sia nel sostenere me, ma in realtà nel stare assieme, nel condividere dei momenti di confronto, di fatica, di stare assieme. Complimenti al sindaco e al servizio di Marta Marangona. Adesso scendiamo da Valdobbiadene nella splendida Conegliano e andiamo in diretta dal mitico Lucio Zanato. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Come vedete sono con 3 ospiti, il sindaco di Conegliano e 2 architetti. Perché? Perché oggi è stata svelata finalmente la progettualità della nuova piazza cuore della città di Conegliano. Ma la spiegazione la facciamo dare al sindaco Chies. Assolutamente sì, finalmente siamo arrivati alla fine del concorso di progettazione, abbiamo fatto le premiazioni, abbiamo il vincitore e possiamo avviarci in quest'iter che porterà entro fine anno alla definizione anche dell'appalto, per cui il 2026, l'inizio 2026 vedrà i lavori in una piazza che la città attende da oltre 30 anni. Si inserisce all'interno di una serie di interventi che stiamo facendo, oltre 30 milioni di euro di interventi, dalle scuole nuove di Parè alla nuova biblioteca di Conegliano, ma la città aspettava la piazza e devo dire grazie all'ordine degli architetti, grazie al grande lavoro fatto e grazie a tutti coloro che hanno collaborato perché oggi finalmente si arrivasse a questa definizione. Ma visto che lei è il primo cittadino, per quelli che non sono di Conegliano, qual è la piazza? La piazza è il cuore, si esce dalla stazione e troveremo la piazza di fronte alla stazione e sarà il modo per accogliere i cittadini che arriveranno e tutti i turisti all'interno della porta delle colline del Prosecco troveranno la piazza di Conegliano. Ecco, a scegliere questo progetto l'ordine degli architetti e io sono con il presidente Marco Pagani. Presidente, quanti progetti sono arrivati? Più di 180, 182 per la precisione, quindi dobbiamo solamente ringraziare lo sforzo di tanti colleghi che hanno voluto partecipare, misurarsi con questo tema. Qui con noi c'è il vincitore, ma tutto questo sforzo e questo lavoro diventa base per la mostra che inaugureremo oggi e diventa base anche per il dibattito culturale di Conegliano. La procedura del concorso porta a elevare la qualità dei progetti, quindi tutto questo serve anche per innalzare la cultura del progetto di qualità. Ecco, i progetti sono tutti quanti della zona o da tutta Italia? No, abbiamo avuto da tutta Italia anche dei progetti dall'estero. Ecco, e allora a questo punto andiamo con il vincitore, ovvero l'architetto Francesco Messina. Qual è stata l'ispirazione partendo da questa piazza che è un corridoio che parte dalla stazione e arriva fino alla scalinata degli Alpini? Ma in realtà ci siamo basati sull'interpretazione di alcuni temi che già appartengono alla città di Conegliano, una tra tutte quello per appunto della porta. Ci sono le 2 porte che sono l'accesso per esempio alla via 20 settembre che abbiamo provato a riportare come momento di accesso alla piazza Giosuè Carducci. Un altro tema fondamentale per esempio è quello dei portici, no? Ho visto che avete pensato a delle pensiline. Sì, quella pensilina in realtà è la reinterpretazione di un portico che reinterpreta appunto il tema dei portici già presenti sulla via 20 settembre e quindi che appartengono all'immaginario e alla cultura urbana della città di Conegliano e che abbiamo pensato di reinterpretare in una chiave contemporanea. Quanto ha studiato per fare questo progetto? Quanto ha dovuto studiare la città per capirla?
Più di un mese, siamo stati un paio di mesi a studiare, a cercare di capire, interpretare e leggere quali erano i caratteri della città. Lei di dov'è? Io sono di origini siciliane, infatti abbiamo uno studio che si chiama Bodar sia in Sicilia sia a Firenze. Io gestisco quello di Firenze con i miei fratelli. Quindi da Firenze fino a Conegliano? Dalla Sicilia a Firenze fino a Conegliano, sì. Quindi diciamo tutte le ispirazioni che parte dal sud Italia, arriva al centro con il Rinascimento per arrivare al nord e con cima da Conegliano. Esattamente, sì, abbiamo anche guardato molto in realtà le opere di Cima da Conegliano. Tra l'altro oggi sono stato omaggiato da un bellissimo libro dal sindaco che è sugli affreschi della città di Conegliano, e devo dire che abbiamo anche guardato molto al modo in cui l'arte ha interpretato i luoghi di Conegliano e come questa cosa potesse essere tradotta in un fatto architettonico. Grazie, ultima battuta, ma tutto questo quanto ci costa? 2,5 milioni, però diciamo che darà alla città tanto. La città ha bisogno oggi di spazi lenti in cui trovarsi, in cui socializzare, in cui fare comunità, e la piazza fare in modo che si riparta da qui. Bene, con questo è tutto. A te direttore. Grazie molte Lucio, grazie molte, grazie al sindaco Fabio Chiesa e ai suoi collaboratori. Vediamo adesso a Cortina. A Cortina continua il percorso di affermazione come meta di riferimento per il turismo a livello mondiale. Insomma, a Cortina da un pezzo la Perla delle Dolomiti non è che abbia bisogno di molta pubblicità, ma anche perché le presenze sono in continuo aumento, come testimonia il bilancio dell'Associazione Albergatori, e questo anche in vista delle Olimpiadi invernali 2026. Cortina si conferma meta sempre più gettonata per le vacanze invernali. Dopo gli ottimi risultati di dicembre e gennaio, anche i dati di febbraio riferiscono una crescita nell'occupazione media delle strutture alberghiere, che raggiunge quota 78%, più 2% rispetto allo stesso periodo del 2023, con picchi addirittura da tutto esaurito in concomitanza delle nevicate e del weekend di San Valentino. In crescita anche la permanenza media, che sale a 5,2 giorni grazie a una sempre maggiore presenza di turisti stranieri. Il mio commento è molto buono, perché noi abbiamo avuto questa media fatta solamente nei periodi che le persone non venivano, no? Prima. Invece adesso questo limite si è colmato. Abbiamo trovato un punto di equilibrio molto importante. E questo a 11 mesi dall'evento olimpico, momento in cui la Perla delle Dolomiti sarà sotto i riflettori per gli spettatori che seguiranno le gare da tutto il mondo. Ci sta un effetto Olimpiadi, quello ci sta chiaramente, però non è solo l'effetto Olimpiadi. Noi stiamo dando un significato molto più importante a quello che noi offriamo. Noi pure abbiamo aumentato i prezzi sono stati ben accettati, e quindi io penso che le Olimpiadi ci possono entrare, ma in maniera molto limitata. Sullo sfondo la spada di Damocle rappresentata dalla carenza di personale, in particolar modo degli stagionali, che in provincia di Belluno rappresenta una vera e propria piaga, con 1500 posti scoperti. Il presidente degli albergatori è ottimista e rassicura sulle azioni poste in essere per arginare il fenomeno. È un problema, però noi stiamo cercando di farci fronte. Chiaramente non abbiamo i mezzi che possono avere i posti del mare oppure quella località. Stiamo facendo di tutto per farli contenti, abbiamo aumentato anche nei confronti loro tutti gli stipendi, abbiamo aumentato anche il periodo che possono lavorare da noi. Insomma, diciamo che il mercato è molto più recettivo nei confronti loro. Presentata a Treviso l'edizione 2025 del Festival letterario Treviso Giallo. Su legalità e giustizia in particolare si concentra questa edizione, e per i più giovani sui rischi della rete. Il Festival letterario Treviso Giallo, in città dal 27 al 30 marzo, si arricchisce di eventi e attività collaterali come chiesto dal Comune di Treviso. Mistero tra gialli e polizieschi, ma anche legalità e giustizia verranno declinati sotto diversi punti di vista in questa 7ª edizione del festival organizzato da Accademia Veneta. Si inizia con un omaggio a Treviso con l'Italia delle serie TV, avremo ospite Giuseppe Battiston e l'attore Marco Rossetti, avremo Gabriella Genisi, Fulvio Ervas, e così spiegheremo
spiegheremo come insomma le fiction sono anche un veicolo di promozione turistica. La sera poi la proiezione del docufilm Magma, Mattarella delitto perfetto, con la partecipazione anche di Attilio Bolzoni, giornalista dell'antimafia, e della regista trevigiana Giorgia Furlan. Gran parte degli appuntamenti sarà ospitato nel museo di Santa Caterina. Non mancheranno personaggi simbolo del genere come Sherlock Holmes. Tra l'altro Marco Zatterin ha pubblicato un volume che si intitola, verrà presentato Sherlock Holmes contro Dracula, quindi insomma ci sarà anche qualcosa di curioso. Tavole rotonde, laboratori, proiezioni, un taglio scientifico e interdisciplinare mirato anche e soprattutto ai più giovani, con uno specifico focus dedicato all'educazione alla legalità. Avremo ospite il generale Rapetto, che da anni frequenta le scuole di tutta Italia per sensibilizzare i ragazzi sui pericoli della rete e sulle tracce che si lasciano in rete e possono essere molto pericolose in maniera naturalmente inconsapevole anche. Attività concertate con l'assessorato comunale all'istruzione. Un laboratorio per le classi quinte della scuola primaria sulle tematiche ambientali che verranno affrontate anche con le scuole superiori parlando di crimini ambientali e invece per quanto riguarda le scuole medie andremo a parlare di crimini online e dei pericoli della rete. Ai ragazzi delle scuole medie che parteciperanno al momento di approfondimento all'Auditorium di Santa Caterina dedicato ai crimini online verrà omaggiato un libro dal titolo significativo ed eloquente Sai quali tracce stai lasciando sui social network, e inviterò ovviamente tutti i ragazzi a leggerlo in maniera approfondita. Allora, i cantieri apriranno nel 2026, ma è iniziato l'iter per l'ampliamento con la realizzazione di una pista ciclabile della strada provinciale 72 Sementina a Mestrino, che proseguirà con un secondo intervento che riguarderà via Pelosa. Vediamo. È un bypass usato per evitare il traffico lungo la strada regionale 11, principale via di collegamento tra Padova e Vicenza. Un problema per chi vive lungo la SP72 Sementina a Mestrino, da qui l'accordo tra provincia e comune. Si tratta di un allargamento della strada SP72 che va dalla rotatoria della Pelosa fino alla rotatoria che si interseca con la strada regionale, ha un valore di 3 milioni di euro e sarà un allargamento stradale della piattaforma più pista ciclabile adiacente al lato est. Sicurezza per la mobilità debole, ciclisti e pedoni, risposte anche al traffico di collegamento di privati e aziende operative nell'area. Nella sola Mestrino sono 480. Lungo la strada regionale 11 ogni settimana transitano 100.000 veicoli, il 10% dei quali sono mezzi pesanti. Gli autoarticolati, cercando una via di fuga al traffico quotidiano, imboccano la SP72 e incrociandosi non riescono proprio a passare. Questo crea un grande problema. Siamo riusciti a studiare quello che poi diventerà una grande opportunità anche per il nuovo arrivo del tram del SIR 2 che è proprio alle porte di Mestrino, che inevitabilmente porta tanto vantaggio ma porterà anche un po' di disagio. Immaginiamo un tappo a 100.000 veicoli. Quindi questo si colloca in un grande progetto di bypass. Quasi 4 milioni di euro sul tavolo per il cantiere, 3 milioni arrivano dal Ministero per le Infrastrutture, 1.880.000 euro dalla provincia, 180.000 euro dal comune di Mestrino. Nel 2025 ci sarà la parte di studio di fattibilità e nel 2026 apriremo i cantieri. Un altro breve break pubblicitario e torniamo da voi. A Marostica e a Bassano del Grappa una serie di incontri dedicati alla storia dell'arte. Dopo il successo avuto nel 2024, torna a Marostica la seconda edizione di Itinerari d'Arte, ciclo di conferenze dedicato alla storia dell'arte organizzato dall'amministrazione comunale e curato dallo storico dell'arte Mario Guderzo. E lo scopo è quello di far conoscere alle persone che cosa sono conservate dentro in queste realtà, perché generalmente quando si accede alle chiese si va per cerimonie religiose e non ci si guarda mai intorno, e invece siamo pieni di capolavori. I 4 appuntamenti saranno ospitati all'interno di altrettante chiese del territorio anche poco conosciute.
La rassegna comincia il 25 marzo per 3 martedì consecutivi e si concluderà sabato 12 aprile. Quest'anno, come l'anno scorso, sono 3 luoghi di questo territorio e un'uscita, come avevamo fatto l'anno scorso. L'uscita sarà al Museo di Bassano per andare a rivedere i Bassano, i dipinti della bottega bassanesca, e le chiese sono quella dei Carmini con l'oratorio di Marostica, quella di San Rocco nel vecchio ospedale, e la terza invece è sulle colline a Crosara, una chiesa seicentesca che conserva 2 capolavori di 2 Bassano. Le conferenze sono gratuite ad eccezione dell'ultima lezione itinerante che prevede l'ingresso a pagamento al Museo Civico di Bassano. Oltre che dal professor Guderzo, le relazioni saranno tenute anche da Giuseppe Antonio Muraro, Duccio Dinale, Albano Berton e Marilena Xausa Battaglin. Un'occasione per conoscere e scoprire alcune eccellenze poco note del patrimonio artistico locale. E vediamo i Sami Runners che si stanno preparando per una nuova importante prova in memoria del leggendario Sammy Basso, indimenticabile, è ancora qui con noi Sammy Basso. La maratona di Boston, questa è la sfida, attraverso le nostre telecamere lanciano un appello. Ponte Vecchio di Bassano, monumento nazionale alla storica maratona di Boston. I Sammy Runners sono pronti per affrontare la competizione e far avverare quello che era un sogno di Sammy Basso, il giovane biologo scomparso lo scorso 5 ottobre che aveva dedicato la sua vita alla ricerca e alla cura della progeria. In gara il prossimo 21 aprile in Massachusetts Andrea Tapparello e Andrea Tonietto, che porteranno i colori dell'IPROSAB, l'associazione italiana progeria fondata da Sammy e dai suoi genitori. Sammy aveva una collaborazione con l'associazione della ricerca sulla progeria di Boston, che è la maratona più antica al mondo, e ormai più di 100 anni fa c'è stata la prima edizione e decidiamo di approcciarci a questa, diciamo, per dare visibilità all'associazione e di conseguenza a questo progetto. Era già da qualche anno che ci provavamo, perché era un sogno che avevamo insieme a Sammy, visto l'importanza e il legame che aveva con Boston, e quindi adesso è arrivato il momento. Per partecipare alla maratona i Sammy Runners devono raccogliere una cifra importante, si parla di $20.000 che saranno interamente devoluti a sostegno della ricerca. Ci stiamo impegnando parecchio, il territorio sta rispondendo molto bene, si vede che negli anni scorsi abbiamo seminato bene. Devo dire questa cosa, devo ringraziare anche chi già ha dato il proprio contributo, ma non siamo ancora arrivati. E allora, guardando questa telecamera dentro qua, lanciate proprio un messaggio perché ancora più persone vi appoggino e vi supportino. Dateci una mano a realizzare questo sogno, è un sogno nostro, un sogno di Sammy, un sogno dei Sammy Runners, che è il gruppo di amici di Sammy. Per farlo serve il vostro contributo, potete andare a visitare il nostro sito iprosub.org, apparirà un pop-up con scritto Sammy Runs Boston, lì dentro potete trovare l'intero progetto e anche un box dove fare la vostra donazione. Insomma, una maratona che porterà con sé ancora una volta tutto quello che Sammy Basso ha significato per tantissime persone e i grandi risultati che lo scienziato ha raggiunto. Sammy ci sarà. Sammy sempre nel cuore. In questo giro correranno i nostri 2 prescelti a commemorare Sammy, la sua memoria e quello che può essere la continuità nella ricerca. Grande Sammy Basso, il servizio di Vanessa Banzatto. Stasera non perdetevi l'appuntamento con Focus alle 21:15. Gli ospiti saranno Corrado Cortese, Vivian Moro, Emanuele Munari, Leonardo Padrin, Ivan Palasgo, Pietrangelo Pettenò e Michel Pietrobonna. È tutto per oggi, grazie ai nostri registi Renato Cappoi e Alberto Pivetta. Ci vediamo stasera, buona giornata, arrivederci.